La vicenda IMU continua a tenere banco, continua ad essere al centro del dibattito politico al comune di Agrigento. Nei giorni scorsi le botte e risposta fra il gruppo dell'opposizione e il sindaco. Oggi, alla luce delle nuove dichiarazioni di Zambuto, tornano sull'argomento i consiglieri Cinzia Puleri e Luca Spinnato del Patto per il Territorio, Alfonso Mirotti e Alessandro Sollano del PDL, Alfonso Vassallo MPA, Giovanni Civiltà PID e Simone Gramaglia Voce Siciliana. In una nota esprimono tutti apprezzamento. Fra le righe si legge una velata ironia per l'annunciata intenzione del capo dell'amministrazione di Palazzo dei Giganti di voler avviare un confronto, una concertazione con Aula Sollano e con le forze sociali sulle modalità di spesa dell'IMU incassata nel 2012, la cui aliquote, come si sa, sono state portate al massimo per fare quadrare i conti per evitare il rischio dissesto finanziario. Oggi sulla prima casa il pagamento dell'IMU è stato sospeso dal governo nazionale. C'è un fatto positivo, è il fatto che il governo, spero che dia corso dicendo abolendola completamente, perché questo è stato un sacrificio estremo che l'anno scorso è stato chiesto ai cittadini e alla città. D'altro canto, se poi ci viene compensato con altre risorse, per noi il problema non sussiste. E Zambuto assicura poi che non ci saranno altri balzelli in arrivo per gli agrigentini. Il governo ha stabilito e si accinge a fare una riforma. Non avrebbe senso ulteriormente appesantire la leva fiscale sui cittadini, dopo aver fatto delle promesse in cui si è impegnato ad abolire questa imposta. E intanto ancora Puleri, Spinnato, Mirotta e Civiltà Vassalla e Gramaglia spingono il sindaco ad indicare al più presto, nel concreto, come, quando e in quali sedi procedere al confronto sulla spesa dell'incasso IMU e su altro per cui si riterrà opportuno interessare il Consiglio Comunale. Nel frattempo, conclude il gruppo dell'opposizione, ribadiamo che un gesto di responsabilità in un periodo grave di congiuntura a danno dei cittadini contribuenti sarebbe la riduzione almeno del 50% dell'indennità percepita dall'amministrazione attiva.